Sì, allora intanto buongiorno a tutti, confermo l'intervento in questo caso è stato veramente provvidenziale. Si tratta della solita truffa, come ha detto lei, del finto carabiniere che dice alla vittima che un suo congiunto, in questo caso la figlia, è coinvolto in un incidente stradale, che deve essere pagata una cauzione per evitare conseguenze penali immediate. In questo caso il giovane si è presentato dopo la telefonata alla porta dell'anziana e lei gli ha consegnato appunto il denaro contante che aveva, circa 1200 euro, e tutti i monili in oro che aveva in casa, che lei ha stimato per circa 10.000 euro. Per fortuna stava rientrando la nuora, che ha visto questo soggetto che a lei ha destato subito preoccupazione anche per il modo in cui era vestito, e intuendo che insomma la suocera potesse essere stata vittima di una truffa, lo ha seguito, lo ha fotografato, e questo poi ha consentito ai carabinieri della stazione di Paese di intervenire immediatamente e di arrestarlo in flagranza di reato e recuperare per fortuna tutta la